Shoah è un termine ebraico che significa tempesta devastante, catastrofe, distruzione, e che molto meglio che non olocausto chiarisce perfettamente cosa fu quello che fu il destino degli ebrei, destino loro riservato dai nazifascisti, e cioè un piano, un progetto criminale di annientamento di un intero popolo, della loro cultura, della loro religione, dei loro paesi, delle loro case, cioè di tutto ciò che era ebraico. E tutto questo basato sull'antisemitismo di tipo biologico. In precedenza, nei secoli precedenti, gli ebrei venivano discriminati, perseguitati per questioni più religiose, ovvero sia lo scontro tra il cristianesimo e l'ebraismo. Poi diventa semplicemente un fatto genetico, biologico. Hanno un altro sangue e quindi non sono come noi e sono una razza inferiore. De Gobineau aveva teorizzato in un suo saggio che esistono razze superiori e razze inferiori. Per Hitler i tedeschi erano razza superiore. E a inizio così la Shoah. Sarebbe erroneo pensare che si usi il termine Shoah solo relativamente alla deportazione. La deportazione fu il momento finale e culminante della persecuzione nei confronti degli ebrei, cioè della Shoah. La Shoah si organizza in 3 fasi. La prima, quella della separazione, è la persecuzione dei diritti, ovvero sia gli ebrei non hanno i diritti che hanno le razze superiori, anzi la razza superiore che è quella ariana. Quindi vengono privati di tutti i diritti civili e delle vari diritti sociali, sono altro, sono tollerata la loro presenza fisica ma nient'altro, nulla di più. E le leggi del sangue del 1935 questo lo diranno chiaramente. Nel sangue ariano il fatto, ciò che ti permetteva di essere cittadino del Reich. Non avevi sangue ariano, eri altra cosa. Poi c'è una seconda fase. La seconda fase ha inizio con lo scoppio della guerra mondiale, con l'occupazione della Polonia e poi dei vari altri paesi, ivi compresi quelli dell'Unione Sovietica, si arriva all'istituzione dei ghetti, ovvero sia a questo punto è la separazione fisica degli ebrei dagli altri, cioè devi vivere in una zona cintata, rinchiusa solo per gli ebrei e non avere contatti con gli ariani. È chiaro che con la guerra mondiale ha inizio anche di fatto la persecuzione fisica, ovvero sia l'annientamento fisico, che diventerà ancora più evidente con l'attacco all'Unione Sovietica. Verranno organizzate e messe all'opera le Eisenstadt Group, cioè sono delle formazioni che hanno un unico compito, non quello di combattere, ma quello di eliminare totalmente, annientare in tutte le terre che via via vengono occupate la presenza ebraica, quindi le persone fisiche, le loro case, le sinagoghe, i loro beni, tutto deve scomparire. Cioè una pagina millenaria della storia umana deve scomparire, non esisterà più. Solo le Einsatzgruppe nei territori dell'Ucraina e di quella che allora era l'Unione Sovietica uccideranno almeno non meno di 1,5 milioni di persone, bambini, donne, uomini, vecchi, malati, non ha importanza. Sei ebreo e quindi devi morire, devi scomparire. Nel 1942 viene organizzata quella che è la soluzione finale del problema ebraico. È una conferenza, ovvero una riunione al vertice con i massimi esponenti del nazismo che dovranno gestire questa soluzione finale. Viene presa la decisione intanto di passare definitivamente all'opera e poi di creare strutture che permettano uccisioni di numeri enormi di persone. Quindi verranno attivati 3 appositi campi speciali, Sobibor,
Belzec e Treblinka. Questi sono Vernichtungslager, non sono Konzentrationslager, cioè campi di concentramento, sono campi di annientamento. Tutti gli ebrei che verranno inviati lì verranno praticamente gasati il 100% al loro arrivo, salvo in alcuni momenti in cui qualcuno verrà non salvato, ma a qualcuno verrà rinviata alla morte perché serve manodopera, serve manovalanza. Viene creato un campo apposito all'interno di Auschwitz, cioè Birkenau, che è destinato a questo compito di annientamento, e viene utilizzato anche Majdanek, che era un campo di prigionia, ma attenzione, anche di eliminazione, soprattutto dei prigionieri di guerra sovietici e polacchi, perché anche gli slavi, le popolazioni slave, erano considerate razza inferiore. Il loro destino non era quello di scomparire totalmente, ma una volta vinta la guerra i nazisti avrebbero ridotto al massimo queste popolazioni, 20-30%, non di più, che sarebbero stati i loro schiavi per rendere quelle terre che loro consideravano il loro spazio vitale come le desideravano. E in questi lager vengono sterminati all'incirca 3 milioni e mezzo di persone, o anche di più, perché le stime delle morti complessive delle persone assassinate complessivamente nella Shoah si aggira tra i 5 milioni e 300.000, 5 milioni e 800.000. Purtroppo non si saprà mai il numero esatto, perché poi le documentazioni non si trovano, perché non tutti gli stermini e gli eccidi che sono accaduti sono stati documentati. Si può dire che 1/3 della popolazione mondiale ebraica scomparve. Va ricordato, e questo è bene saperlo, che i nazisti in quest'opera furono ampiamente aiutati. Furono aiutati in quelle terre, ma furono aiutati abbondantemente dai fascisti in Italia, furono abbondantemente aiutati in Francia, in Olanda, in Belgio. È stato possibile raggiungere questi obiettivi spaventosi, ma grazie anche all'aiuto che a loro è stato dato. L'unicità della Shoah non è nel numero enorme di vittime relative a una sola razza, come dicevano i nazisti, ma nella volontà dei nazisti nel perseguire questo obiettivo. Questo era un progetto preciso, non accadimenti crudeli, tragici della guerra. No, la guerra ha permesso solo ai nazisti di realizzare quello che volevano realizzare, e quindi una chiara volontà distruttiva. Concludo con le parole di Elie Wiesel, premio Nobel, sopravvissuto a 2 lager, Auschwitz e Buchenwald. Non tutte le vittime del nazismo erano ebrei, ma tutti gli ebrei ne furono vittime, in quanto destinati all'annientamento per il solo fatto di essere nati ebrei.